Buongiorno, ben ritrovati in diretta come tutti i giorni per raccontarvi le notizie del nostro territorio. In primo piano la cronaca, andiamo subito a Padova. Non ce l'ha fatta Fatos Cenagi, l'ex agente carcerario di origine albanese colpito alla testa da un proiettile domenica mattina a Fontaniva. L'uomo ricoverato in ospedale a Padova è morto ieri nel tardo pomeriggio, si indaga adesso per omicidio. Troppo gravi le sue condizioni. È morto nel letto della terapia intensiva dell'ospedale di Padova Fatos Cenai, 59 anni, guardia carceraria in pensione di origine albanese. L'uomo era stato colpito da un proiettile alla testa domenica mattina mentre nel suo triciclo andava dalla casa dove viveva con la famiglia alla fattoria didattica dove trascorreva la maggior parte delle sue giornate. Indagano adesso per omicidio i carabinieri che da domenica mattina sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. A soccorrere il 59enne in via Casoni Basse erano stati due guardiapesca che intorno alle 8 avevano notato l'uomo a terra, il triciclo capovolto al fianco. Immediato l'intervento del 118. Fatos Cenai era stato portato in elicottero a Padova, ma da subito i sanitari si erano riservati la prognosi. Una famiglia conosciuta a Fontaniva, quella di Fatos Cenai, nell'Alta Padovana si era trasferita dapprima la figlia, che ha 2 figlie, raggiunta poi dalla mamma che fa la badante, e 3 anni fa da papà Fatos. Molti conoscevano il 59enne, una persona ben voluta, tante le domande che restano aperte su una morte per ore inspiegabile. Chi ha esploso il colpo? Fatos Fatai è una vittima casuale o si è trattato di un agguato? Le indagini sono aperte a 360 gradi, tra le ipotesi aperte sul tavolo degli investigatori quella del tragico errore di un cacciatore, ma anche di una possibile vendetta legata al suo passato. E continuiamo con la cronaca, sempre da Padova, accoltellamento un mese fa al parco della Coccinella di Limena. I carabinieri hanno denunciato 4 minorenni con l'accusa di lesioni aggravate. Avevano accoltellato un 23enne, l'amico di 17 anni che aveva provato a difenderlo il 10 maggio scorso nel parco della Coccinella di Limena. I 4 minorenni denunciati dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate in concorso. 3 giovanissimi hanno 17 anni, uno appena 15. Secondo quanto ricostruito dai militari, che hanno anche recuperato e sequestrato nascosto in un cespuglio un coltello lungo 31 centimetri, i 4 avevano aggredito il 23enne che era stato raggiunto da una coltellata al fianco e al gluteo, colpendo di striscio anche l'amico. I 2 giovani si erano poi rivolti al pronto soccorso di Padova, dove erano stati curati e dimessi con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni di Venezia, hanno identificato anche chi fra i 4 aveva in mano il coltello, che è stato denunciato per porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. E continuiamo a parlare di minori coinvolti in reati, perché è stata una vera e propria spedizione punitiva contro la rivale in amore. I carabinieri di Cittadella hanno denunciato 3 baby rapinatrici. Era stata curata dolorante dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Padova, da dove era stata dimessa con una prognosi di 8 giorni, la giovanissima vittima di una vera e propria spedizione punitiva trasformatasi in rapina. I fatti risalgono allo scorso 3 maggio. La giovanissima partecipa con migliaia di persone alla perishow ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Qui viene individuata da 3 ragazze, identificate dai carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno messo a punto un piano per vendicarsi della vittima ritenuta una rivale in amore. Dopo averla circondata e isolata, le 3 hanno dapprima iniziato a offenderla per poi cominciare a picchiarla con calci e pugni, afferrandola per i capelli e strattonandola, facendola cadere a terra, dove le hanno anche rubato il telefono cellulare e la borsetta con all'interno del denaro. Dopo essere stata medicata, la giovanissima ha presentato denuncia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Padova e dalla Procura per i minorenni di Venezia, hanno permesso ai carabinieri di individuare le 3 bulle, tutte residenti in provincia di Padova. Si tratta di una 19enne e di 2 giovani minorenni che sono state denunciate per rapina aggravata in concorso. Ed ora invece ci spostiamo a Vicenza, dove dei cittadini chiedono una zona rossa nel quartiere. Ce ne parla la nostra Luisa Bertini, che la vedo già sullo schermo pronta. Luisa, buongiorno.
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in via Napoli, all'angolo con via Battaglione Monteberico, dove tutte le sere i residenti si incontrano. Oramai è diventata una consuetudine da qualche tempo per fare delle passeggiate, per riappropriarsi di un quartiere che soffre del degrado, di risse, insomma segnalazioni che arrivano anche noi quotidianamente in redazione. Sono in compagnia con il consigliere regionale Gio Formaggio e con il consigliere comunale Nicolò Naclerio. Perché? Perché domani i cittadini di via Napoli saranno ascoltati e incontrati dal prefetto, perché hanno già avviato una raccolta firme per istituire la zona rossa, ma il consigliere regionale fa un passo ancora avanti, perché la raccolta firme la estende anche per quel che riguarda la richiesta di una zona rossa in centro storico, anche il centro storico ultimamente teatro appunto di episodi di violenza. Dobbiamo blindare tutta la città di Vicenza, perché se tiriamo via, facciamo la zona rossa soltanto in questo quadrilatero, dall'altra parte si spostano tossici e altri problemi sono arrivati quando che abbiamo avuto la zona rossa a Padova, e quindi Vicenza è l'unica città in Veneto che non ha la zona rossa. Non capisco perché non si procede con una zona rossa immediata per tutto il centro storico di Vicenza. Ecco, avete già iniziato a raccogliere le firme e i cittadini chiedono sicurezza. Sì, ringrazio i cittadini di via Napoli che sono partiti immediatamente, e sono anche convinto che abbiano fatto bene, e sono partiti perché qui c'è un degrado mostruoso. Non sembra la terza Confindustria d'Italia, una delle città più ricche d'Italia, in mano alla delinquenza, in mano al degrado, gente che dorme per strada e che importuna tutta la gente per bene. Abbiamo bisogno di ripulire questa città, perché se lo merita. Ecco, questa è un po' la richiesta avanzata anche dal consigliere comunale Nicolò Naclerio, che tra l'altro vorrei affrontare anche un altro tema, che è quello emerso in queste ore, cioè del rinforzo degli organici alla questura, al commissariato di Bassano, e mentre la questura di Vicenza non ha avuto rinforzi. Lei punta sul fatto di puntare proprio sulla polizia locale. Sì, il sindaco si è accorto dopo 2 anni che c'è un problema di sicurezza in città, ma deve assumersi anche le responsabilità. Al posto di utilizzare la polizia locale per staccare 2 milioni in più a bilancio, come abbiamo visto nel 2024, pensi a utilizzarli meglio nel territorio, a dislocarli meglio, a potenziare quello che abbiamo proposto noi in Consiglio Comunale l'altro giorno, a potenziare i nuclei fondamentali che abbiamo creato noi della polizia locale. E siamo stanchi di questo piangere, di questa carenza di organico delle altre forze. Pensi a quello che ha in casa propria. Ecco, tra l'altro qui in via Napoli proprio si chiede una zona rossa o comunque misure alternative, come potrebbe essere un presidio della polizia locale. Noi siamo al fianco di tutti quei cittadini che vogliono risanare il proprio quartiere. Noi siamo qui ogni sera dalle 6:30 alle 8:30 al loro fianco. Con coraggio scendono e cercano di tenere pulito e vivo il quartiere. Ecco, io ringrazio Gio Formaggio e Nicolò Naclerio per essere stati con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie anche ai suoi ospiti, e rimaniamo a Vicenza perché parliamo di allarme e sicurezza in città. Dall'inizio dell'anno la Polizia Locale ha effettuato oltre 6.700 controlli, quasi 800 le dosi di stupefacenti sequestrate dal NOS nel corso delle 75 operazioni di contrasto alla droga. Lotta allo spaccio e al degrado in città derivato dal mercato e dal consumo di droga. La polizia locale è impegnata incessantemente fin dai primi giorni dell'anno, presenta i dati dei primi 5 mesi del 2025. Complessivamente sono state oltre 6.700 i controlli operati dagli agenti, che hanno permesso di identificare più di 670 persone, sequestrando quasi 800 dosi di stupefacente. Sono stati ben 75 gli interventi che sono stati operati dalla polizia locale in materia di microspaccio in questi primi 5 mesi del 2025, che hanno condotto anche a 5 arresti di persone pregiudicate già conosciute. Siamo sugli stessi numeri del 2024, dove avevamo condotto 150 operazioni
interventi verso il microspaccio che tanta criticità poi infondono nei confronti dei cittadini, creano allarme sociale. L'anno scorso infatti, appunto ripeto, 150 gli interventi e 15 arresti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Coinvolta l'unità cinofila, la squadra antidegrado e quella del settore interno della polizia giudiziaria. Protagonista però il nucleo operativo speciale che oltre agli arresti ha denunciato 22 spacciatori e segnalato oltre 45 assuntori di droga. L'attività ha portato anche una cosa interessante a 41 perquisizioni sia personali che domiciliari. Domiciliari perché partendo proprio dall'area verde di Campomarzo dove stazionano gli spacciatori siamo riusciti ad individuare gli appartamenti dove alcuni di loro alloggiano e quindi siamo riusciti con questo a fare alcune perquisizioni che hanno portato poi a esito positivo. L'epicentro dello spaccio resta Campomarzo dove le dosi di cocaina e eroina da 0,2 grammi costano mediamente 10 euro, un incentivo pericoloso per la diffusione della droga. Lo spaccio però risente dell'attività di contrasto delle forze dell'ordine. I controlli che noi mettiamo in atto nelle aree verde chiaramente comportano ad una modifica del loro modus operandi. Sicuramente chi va ad acquistare sostanze stupefacenti sapendo che l'area è abbastanza controllata a volte ha paura di andarci perché proprio paura di essere controllato. Quindi qualcuno si sta spostando nei quartieri, cosa che comunque grazie anche alle segnalazioni dei residenti stiamo riuscendo ad individuare e stiamo effettuando tutti i controlli e le operazioni del caso. La lotta allo spaccio e al degrado in città è stata intensificata quest'anno su precisa richiesta dell'amministrazione comunale. Il sindaco Possamai, ringraziando lo sforzo della polizia locale, chiede però al governo leggi più efficaci. Abbiamo chiesto alla squadra antidegrado e al nucleo operativo speciale della polizia locale in questi mesi una stretta in maniera particolare sul microspaccio, sulle situazioni di degrado in centro storico e nei quartieri. Sono state centinaia le persone identificate e soprattutto tantissime le operazioni che hanno consentito di togliere dalla strada persone dedite all'attività dello spaccio. Ovviamente non basta, è una stretta che deve continuare a essere sempre più forte. Abbiamo però bisogno da parte dello Stato di strumenti. Non è pensabile avere dei DASPO, cioè dei provvedimenti che in teoria proibiscono di avvicinarsi ad alcuni luoghi a chi ha commesso reati che però non funzionano perché queste persone ricevono il DASPO e poi ritornano nello stesso posto. Servono norme più incisive, serve dare la possibilità alla polizia locale ma soprattutto alle forze dell'ordine di fare il loro lavoro in maniera efficace, perché oggi il rischio è di continuare a intervenire sempre sulle stesse persone che continuano a ritornare a delinquere e a causare problemi alla cittadinanza. È quello che abbiamo detto con forza anche ieri in Consiglio Comunale, perché noi vogliamo che Vicenza sia una città sicura, una città che consente ai vicentini di vivere in totale serenità. Ed ora andiamo subito a Treviso, esattamente a Roncade, dove c'è stata una raffica di furti. E vedo già sullo schermo la nostra Elena Dal Forno. Elena, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela Sizia, siamo qui con Simone Merlo, il sindaco di Roncade, Marco Donadella, a cui chiediamo subito il piano sicurezza per l'estate. Si sa che l'estate è un periodo particolarmente vocato per i furti, sindaco. Sì, è un periodo caldo in tutti i sensi, anche Roncade in questo ultimo periodo è stato colpito da alcuni furti e proprio per questo dalla prossima settimana inizieranno i serali da parte della polizia locale, 24 serali che verranno svolti il venerdì e il sabato, principalmente verso i fine settimana, proprio per il contrasto ai furti, ma stiamo allo stesso tempo partecipando a un bando con un nuovo progetto di telecamerizzazione, con un progetto di oltre 20 telecamere tra Roncade e Biancade. Ecco, proprio le videocamere di sorveglianza sono spesso indicate come lo strumento principe per risalire poi ai colpevoli. Le telecamere sì, sono molto utili, soprattutto i lettura targhe, i varchi di lettura targhe, perché danno modo ai carabinieri e alle forze dell'ordine di poter svolgere il loro compito in maniera adeguata e veloce per prendere quelli che sono i malviventi.
Ecco, Musestre si diceva è stato un po' il target spesso di questi furti. Come mai, diciamo, proprio quella frazione? Allora, non solo Musestre, ci sono stati dei tentativi di furto anche a San Cipriano, a Roncade, ci sono state un paio di truffe anche agli anziani. Diciamo che Roncade si trova a 5 minuti da 3 caselli autostradali, ha statali e provinciali che lo attraversano e pertanto risulta un punto strategico anche per chi vuole delinquere, purtroppo. Ecco, questa mi sembra una spiegazione più che centrale. Ti ringrazio Daniela, se hai altre domande le giriamo al sindaco. No, tutto a posto, grazie. Ovviamente parleremo e continueremo a parlare di questo fenomeno che purtroppo non è solo nella zona di Roncadre, Musestre, ma purtroppo in tutta la provincia della Marca. Ne parleremo ovviamente nel corso dei nostri telegiornali a partire da questa sera 19:30. Ovviamente poi diciamola Elena che per qualsiasi notizia in più noi siamo pronti a restituirgli la linea. E andiamo avanti con la cronaca, torniamo a parlare a Padova del fatto che è avvenuto a Monselice che ha coinvolto il trapper Baby Touché, una vicenda che ha davvero sollevato più di qualche polemica. Ora non potrà entrare in aree urbane e locali per ben 3 anni, ma nemmeno alle manifestazioni sportive per 3 anni il trapper Baby Touché. A decidere l'emissione dei nuovi DASPO nei confronti del trapper, ma non solo, anche nei confronti di un 27enne che era con lui quel giorno, il questore di Padova, dopo appunto l'aggressione avvenuta nella piscina di Monselice. Dopo la denuncia per minacce e lesioni personali in concorso con un 27enne, per Baby Touché, il trapper 21enne di Monselice, arrivano 2 DASPO di 3 anni ciascuno e un foglio di via di 4 anni dalla città della Rocca. A decidere il questore di Padova, Marco Dorisio, dopo la violenta aggressione ai danni del titolare e di alcuni addetti della piscina di Monselice avvenuta nel primo pomeriggio del 4 giugno scorso. Baby Touché era entrato nell'impianto con alcuni amici. Uno di loro si era rifiutato di pagare il lettino come prevede il regolamento. Da qui era nata un'aggressione ai danni di una giovane addetta, proseguita poi, nonostante l'arrivo dei carabinieri, nei confronti del titolare che era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Un episodio violento a cui nella notte tra venerdì e sabato era seguito un tentativo di furto con danneggiamento nell'area del bar. Particolarmente duro il provvedimento adottato dal questore nei confronti del trapper e del 27enne che era con lui. Il DASPO Willy per 3 anni prevede il divieto di accesso alle aree urbane e locali di tutta la provincia di Padova. Il DASPO fuori contesto, il divieto di accesso per 3 anni e anche di assistere a tutte le manifestazioni sportive nel territorio nazionale. A carico di Baby Touché, il questore ha anche firmato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal comune di Monselice per 4 anni, misura che va ad aggiungersi ai fogli di via già emessi per i comuni di Padova, Ponte San Nicolò, Venezia e Vicenza. Nell'occasione il questore ha firmato anche 4 DASPO sportivi della durata di 3 anni, validi in Italia e in tutta l'Unione Europea, per 4 giovani padovani tra i 19 e i 23 anni. E su questa vicenda sentiamo le parole proprio del questore di Padova, Marco Odorisio. Quasi educativo vuole essere questo provvedimento. Sì, ma parliamo di misure di prevenzione personali, no? Quelle che appunto competono al questore, previste dall'ordinamento giuridico, quindi da un lato l'esigenza immediata di ripristinare serenità, sicurezza, tranquillità nei luoghi dove normalmente si vive una socialità, come può essere un bar dove le persone si recano così per un momento così di relax, come può essere un locale di pubblico intrattenimento, un locale da ballo, quindi luoghi dove si vive la socialità, quindi garantire che cosa? Serenità, fruizione alle persone che ci vanno in sicurezza, serenità e tranquillità. Dall'altro lato, come ha detto lei, anche essendo una misura appunto preventiva, cautelare, anche di prevenzione, anche di educare o quantomeno far riflettere il destinatario affinché cessi dalle proprie condotte violente, gravi, antisociali, e questo processo passa attraverso la consapevolezza e la responsabilizzazione della persona destinataria di questo provvedimento di prevenzione.
Ed ora ci spostiamo nel Friuli Venezia Giulia, andiamo a Pordenone, lutto nel rally, è morto Matteo Doretto, 21 anni, pilota del pordenonese coinvolto in un incidente durante i test pre-gara del rally di Polonia. Grave lutto nel mondo delle corse. Matteo Doretto, giovane promessa italiana del rally, è morto a soli 21 anni in seguito a un incidente avvenuto in Polonia durante una sessione di test pre-gara in preparazione alla tappa valida per il campionato europeo dedicato ai giovani talenti. Originario di Corvada, Zano X, Doretto si trovava al volante della sua Peugeot 208 Rally 4. Al suo fianco il copilota Samuele Pellegrino. I due stavano affrontando le prove in vista del loro primo rally di Polonia, tappa importante della stagione. Il tragico incidente si è verificato nei pressi di Elganhoho. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto sarebbe uscita di strada, finendo la sua corsa contro un albero. Le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente le squadre dei vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Il copilota Pellegrino è riuscito a liberarsi e ad abbandonare la vettura in autonomia. Per Doretto, invece, le condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarlo dall'abitacolo e prestargli i primi soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile. Il giovane è deceduto poco dopo. Matteo Doretto era considerato uno dei nomi più promettenti del rally italiano. Nel 2024 aveva conquistato insieme a Marco Frigo il titolo nel campionato italiano assoluto rally. Nonostante l'impegno internazionale, era rimasto fortemente legato al proprio territorio e aveva partecipato anche all'ultima edizione del rally di Piancavallo, dove aveva ottenuto 3 primi posti di classe nella categoria Rally 4, 2 ruote motrici e Under 25, un prestigioso nono posto assoluto. Nelle ultime ore tanti messaggi di dolore e vicinanza che stanno circolando sui social, parole sincere da parte di amici, conoscenti, appassionati del mondo dello sport, uniti nel ricordo di Matteo Doretto. In questo contesto è intervenuto anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha espresso il proprio cordoglio definendo Doretto un giovane talento con una carriera promettente, distintosi per passione e determinazione e ribadendo la vicinanza dell'intera comunità regionale ai suoi cari. Ed ora a Trieste, Claudio Sterpin è tornato a parlare alla nostra emittente rivelando ciò che dirà in sede di incidente probatorio nell'udienza fissata al 23 luglio. Al centro della questione è quella telefonata con Liliana Resinovic alle 8:22 del 14 dicembre del 2021. Non abbiamo fatto niente altro che pianificare per un poco più compiutamente l'itinerario, il cosa, il dove saremmo andati 3 giorni dopo. Noi 3 giorni dopo dovevamo sparire da Trieste, lei se ne andava da casa, probabilmente aveva già accennato qualcosa a Sebastiano e non è escluso che questa sua volontà sia stata un'autocondanna a morte, punto. Questo dico io. Parole che lasciano poco spazio all'interpretazione, quelle di Claudio Sterpin, mentre con la memoria ripercorre gli ultimi momenti passati al telefono con Liliana Resinovic prima della definitiva scomparsa. È la telefonata della mattina del 14 dicembre 2021 alle 8:22. I due stavano programmando la loro fuga da Trieste, poi Liliana è uscita di casa e non è più tornata. La chiave del mistero ruota attorno a quelle ore, dalle 8:50 circa fino a mezzogiorno. In questo intervallo è successo qualcosa di terribile, secondo il pubblico ministero Ilaria Iozzi, che coordina le indagini. Liliana sarebbe stata uccisa dal marito Sebastiano dentro il boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni all'altezza del civico 21, stando al documento di richiesta di incidente probatorio che il PM ha depositato sul tavolo del GIP. Sebastiano sapeva tutto di noi da mesi, per non dire da qualche anno, ma da mesi sicuro. Parole che verranno ripetute nell'udienza di incidente probatorio fissata per lunedì 23 giugno. Le dichiarazioni di Sterpin verranno assunte come prova in vista del processo. La verità è una, io l'ho detta dall'inizio, io ho detto la verità quando nessuno la sapeva, cioè il 15 dicembre del 21. Liliana era scomparsa da 10 ore o 12, da poco, in parole povere. Il 15 dicembre io mi sono presentato in questura, come ben si sa, e agli atti, e ho raccontato tutta la nostra storia. Sono rimasto a parlare 2 ore e mezza spontaneamente. E quello è sacro, e lo ripeto lunedì prossimo.
perché non c'è altro. Dopo la telefonata Liliana è uscita di casa, ha buttato la spazzatura percorrendo via Damiano Chiesa per arrivare infine in piazzale Gioberti, ultimo avvistamento, poi il buio totale. Qualsiasi cosa che mi chiedono, qualsiasi, mi troverà preparato a rispondere, ma qualsiasi. Io sono semplicemente quello che sa gli ultimi movimenti e le ultime volontà di Liliana, di questo sono certo, sicuro e lo voglio ripetere, punto, tutto qua. Ed ora torniamo a parlare della vicenda di Alberto Trentini, il cooperante 46enne arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024. Sentiamo gli aggiornamenti, l'appello della madre dal nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Daniela, a te i nostri spettatori, buona giornata ovviamente da Venezia. Ieri è stata una giornata importante per la vicenda di Alberto Trentini. Purtroppo, lo diciamo subito, non ci sono novità riguardo al caso, non c'è stato alcun passo avanti, ma è stata una giornata importante perché per la prima volta da quando purtroppo Alberto Trentini si trova arrestato in Venezuela dal 15 novembre, poi come sappiamo bene per circa 2 mesi non è trapelato nulla, mentre poi da gennaio ci si è cominciati a occupare della vicenda, che è salita purtroppo sulle cronache nazionali, internazionali, oltre che locali, perché da una interrogazione parlamentare si è saputo di questo caso di questo cooperante veneziano che si trova ancora arrestato in carcere in Venezuela, dove era arrivato con un'organizzazione non governativa per un progetto umanitario che voleva portare aiuto ai disabili del posto che non hanno accesso alle cure mediche. Ecco, questo lo ripetiamo anche per far capire che cosa volesse fare Alberto e perché era lì. Ieri è stata una giornata importante perché per la prima volta c'è stata una conferenza stampa, diciamo così, ufficiale della mamma, che quindi per la prima volta si è concessa ai microfoni e quindi anche al nostro microfono. Questa sera sentiremo nei nostri telegiornali il suo intervento per raccontare un po' la vicenda di Alberto. Non solo ovviamente in ambito locale, ma a tutti gli inviati dei vari quotidiani anche nazionali e internazionali. Per questo motivo è stata organizzata da Articolo 21, l'associazione che sta seguendo Alberto, che si occupa di tanti casi, guidata dal giornalista veneziano Giuseppe Giulitti, una conferenza stampa dall'alto valore simbolico, perché è stata ospitata nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti a Roma. C'era la presenza del nostro presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti appunto nazionale Carlo Bartoli, ma soprattutto appunto c'era la mamma di Alberto Trentini, Armanda Corusto, c'era l'avvocato che sta seguendo la famiglia, Alessandra Ballerini, c'era Don Luigi Ciotti che ha lanciato più volte un appello, ha partecipato anche al digiuno per la liberazione del nostro connazionale e c'era poi una deputata, Rachele Scarpa, che conosciamo bene perché è del nostro territorio. Ecco, cosa è venuto fuori in sostanza? È venuto fuori un appello della mamma che ha chiesto a tutti i presenti di continuare ad occuparsi di Alberto, quindi registriamo anche un parziale cambio di rotta. Prima nei primi mesi la vicenda è stata tenuta molto sotto silenzio anche su indicazione della famiglia, ora c'è un appello a continuare a parlarne, a fare un pressing diciamo sulle autorità competenti affinché possa trovare una soluzione al caso di Alberto, come ovviamente riportandolo a casa sano e salvo al più presto. Oltre a questo appello della madre molto significativo, chiaramente l'avvocato Alessandro Ballerini ha detto per esempio di aver richiesto già per la seconda volta, di non aver ancora avuto risposta, i visti per potersi recare in Venezuela, lei direttamente avere un contatto, verificare le condizioni di Alberto, che al momento fino ad oggi non ha avuto né una visita consolare né una visita diplomatica nell'ambasciata, e quindi c'è questa disponibilità dell'avvocato. Ovviamente questa visita andrà sicuramente eventualmente concordata con le autorità venezuelane, quindi parlando anche con i colleghi che erano lì
è una eventualità che non si vede potersi concretizzare perlomeno a stretto giro nell'immediato. Quindi la speranza è che Alberto possa tornare a casa. L'altra cosa che è stata chiesta dalla famiglia è quella che la Premier Giorgia Meloni, che ha telefonato una volta alla mamma di Alberto, ma che poi i relatori hanno detto insomma non si è più fatta sentire, anche se è stato ricordato che ci sono contatti frequenti, costanti e continui tra la famiglia di Alberto Trentini, che vive a Riva di Venezia, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. È stato chiesto però ufficialmente che la Premier possa, quando riterrà ovviamente nelle occasioni pubbliche, pronunciare pubblicamente anche il nome di Alberto Trentini e dire qualcosa per la sua liberazione. Insomma, un pressing affinché la situazione si possa risolvere, ci auguriamo al più presto, con anche alcune novità. Intanto la mobilitazione continua. Oggi, vigilia di Sant'Antonio, ci sarà una messa al Lido di Venezia nella sua parrocchia, dedicata proprio con una preghiera speciale alla vigilia della festa patronale per Alberto Trentini. Poi lunedì la camminata simbolica a staffetta che da Venezia a Mestre, dal centro storico di Venezia Castello fino a Mestre Piazza Ferretto, vedrà coinvolti le amiche e gli amici di Alberto nel coordinamento, fare questo importante gesto. Se non hai domande ti restituisco a lei. Grazie davvero a Lorenzo Maier, grazie per queste importanti novità, importanti informazioni. Come avete sentito l'appello della mamma di Albertini. Noi lasciamo la cronaca, però ci spostiamo a Padova, perché domani la festa di Sant'Antonio di Padova, una giornata che noi vi racconteremo in diretta sulle Venete e TV12, emittenti del network Media Nord-Est, a partire dalle 5:30 fino alla chiusura delle porte della Basilica, un santo che parla davvero a tutto il mondo. Chiara Gaiani e Andrea Venetti hanno incontrato per noi il rettore della Basilica, padre Antonio Ramina. Ci troviamo nel chiostro del noviziato all'interno della Basilica del Santo con il rettore della Basilica, padre Antonio Ramina. È stata una tredicina molto intensa spiritualmente, quella che è stata vissuta sinora. Domani la grande festa di Sant'Antonio. In questi giorni nella Basilica si stanno parlando tutte le lingue del mondo. È davvero un grazie, una devozione enorme quella che sta arrivando da tutti i pellegrini. Certo, siamo felicemente costretti a dirlo ogni anno, che davvero all'interno della Basilica di Sant'Antonio in questi giorni si respira un clima internazionale. Lo si può notare non solo dalle lingue parlate, vorrei dire, ma anche dai costumi indossati, che tante volte appunto ci segnalano la provenienza da culture e paesi molto diversi, lontani da noi geograficamente, ma accomunati e vicini a noi proprio per la devozione e l'affetto a Sant'Antonio. Ecco, come sempre sorprende molto come la devozione a Sant'Antonio riesca a fare popolo, a fare comunione, ad unirci all'insegna di questo grande affetto, di questo santo amico che ci protegge tutti. Ecco, quest'anno c'è un'intenzione in più. Ricordiamo che la Basilica del Santo è anche uno dei luoghi giubilari della diocesi di Padova e come comunità dei frati del Santo avete pensato, avete deciso di dedicare tutta la preparazione giugno antoniano al tema della speranza, che è il tema del giubileo. Antonio, uomo di speranza, l'avete scritto anche con il vescovo di Padova nel messaggio, Claudio Cipolla. Certo, credo che se noi guardiamo a Sant'Antonio come uomo di speranza siamo in grado di capire molto bene che la speranza non è un sentimento vago, ottimistimo, ma proprio una scelta di vita e di fede nello stesso tempo, nel senso che è qualcosa di molto concreto e che consente a Sant'Antonio e a noi, se impariamo da lui, di cogliere segni per cui fidarci anche quando tutto sembra andare male. Col cardinal Zuppi ci diceva che sperare quando tutto va bene è facile, ma la virtù della speranza salta fuori con tutta la sua portata cristiana proprio quando le cose non sembrano andare così bene. Ci rendiamo conto che da soli non possiamo farcela, che abbiamo bisogno del Vangelo, del Signore Gesù, e Sant'Antonio, che viveva anche egli in tempi drammatici, ci insegna proprio a fare questo, ad affidarci a chi può proteggerci proprio quando ci rendiamo conto della nostra piccolezza, della nostra precarietà.
Ecco, domani la giornata sarà raccontata in diretta da Rete Veneta, da TV12, anche sui vari canali della Basilica del Santo. È un modo proprio per permettere anche a chi non potrà essere qui di entrare nella Basilica e di vivere la festa di Sant'Antonio. Certo, avremo la possibilità di rimanere in comunione attraverso i canali social, in particolare con il sito 13giugno.org, attraverso il quale vi è la possibilità di partecipare non solo alle celebrazioni, ma anche ai vari momenti di festa attorno a Sant'Antonio e naturalmente in primo luogo con la grande processione che seguirà alla celebrazione delle 17, una festa di popolo, una festa di chiesa, una festa che ci mette concretamente in cammino, dunque pellegrini anche noi sulle orme di Sant'Antonio nella speranza. E Basilica che in questi giorni accoglie davvero pellegrini da tutto il mondo. Siamo venuti per intercedere verso una persona che non sta bene in salute, che ha una malattia molto importante, quindi abbiamo chiesto l'intervento del Santo, che sicuramente ci farà la grazia. Tanti hanno un'intenzione nel cuore, tanti entrano solo per salutare Sant'Antonio, un amico. Il 13 giugno, festa del Santo, ormai alle porte, sono tanti i fedeli e devoti che tornano in Basilica o vi entrano per la prima volta. ¿Del México? Desde México estoy aquí y es muy emotivo estar en esta iglesia. Nunca había venido. Amo a San Antonio. È a Padova per la prima volta questa signora messicana. Al santo ha affidato la salute della sua famiglia, la nipotina, i figli. Nel gesto del pellegrino, la mano sulla tomba di Sant'Antonio, tutta la fede di donne e uomini che a lui si rivolgono. Una devozione che vi racconteremo ancora una volta in diretta dalle 5:30 del mattino e poi fino al tramonto su Rete Veneta e TV12, emittenti del network Media Nord-Est. Ancora una volta insieme potremo ascoltare il 13 giugno la voce dei frati del Santo, la voce dei devoti. In diretta, dopo la solenne celebrazione delle 17, vivremo poi la processione del Santo lungo le vie della città. Tanti tornano qui ogni anno, qualcuno arriva anche da Lisbona, in Portogallo, dove a Sant'Antonio nacque. Lisbona, sì. Vengo da Lisbona, avevo un grande desiderio di venire in questa basilica. Estou aqui, venho de Lisboa de moto e venho conhecer a basílica. Sri Lanka. Sri Lanka. Grande la devozione al santo. Sì, sempre venire, bravo questa. Da quant'è in Italia? 18 anni. E ogni anno viene qui a Sant'Antonio? Sì, sempre venire. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di giovani. Siamo abituati purtroppo a parlare sempre e troppo spesso di giovani in senso negativo, di reati che coinvolgono giovanissimi. Oggi parliamo invece di giovani in senso positivo. Parliamo di un progetto che è partito qualche mese fa, un progetto importante che si chiama Giovani in Centro. Vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio e una persona che è collegata con noi, quindi Marco Provenzale, coordinatore del progetto. Buongiorno. E Alessandra Granzotto, studentessa del membro consulta provinciale studenti, buongiorno. Buongiorno. Collegato con noi Ivano Curtolo, coordinatore del progetto Giovani Treviso, buongiorno. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Partiamo allora dalla prima domanda. Marco, un progetto che è nato con quale obiettivo e perché è nato? Sì, appunto, come giustamente introdotto, la questione giovanile oggi è particolarmente importante, viene spesso etichettata come una questione di disagio, soprattutto a Treviso nel momento in cui si parla di giovani centro storico, purtroppo le notizie sono state molto negative ultimamente, ma in realtà noi quello che vediamo come educatori è che c'è un bisogno dei ragazzi di avere spazi, di avere opportunità educative, no? Quello che cerchiamo di fare attraverso il progetto. Dobbiamo anche considerare che escono da un periodo post-Covid significativo, cioè sempre ci dimentichiamo che magari se fosse capitato a noi nell'età di 12-13 anni di dover stare 2 anni al chiuso, ecco, ci sono diverse conseguenze anche da questo punto di vista. Per cui c'è un tema, diciamo, di riqualificazione degli spazi urbani anche che è importante, che non riguarda solo Treviso, ma abbiamo visto a livello nazionale più di 70 capoluoghi di provincia hanno manifestato la presenza di baby gang o questioni di disagio giovanile. Dunque vuol dire che dobbiamo trovare nuove forme di fornire opportunità ai ragazzi, coinvolgerli in iniziative. Coinvolgerli con loro, partendo dai loro bisogni. Ecco. Allora,
Ho la pubblicità, quindi ci fermiamo qualche istante proprio di pubblicità, poi torniamo in studio e ovviamente continuiamo a parlare proprio di giovani. Siamo tornati in studio, stiamo parlando di giovani, del progetto Giovani in Centro, quindi io volevo anche chiedere ad Alessandra, insomma, che giovanissima, quanti anni hai? 16 anni. Giovanissima. È un momento difficile questo, si parla troppo spesso di giovani in senso negativo. Intanto che effetto ti fa invece parlare finalmente di giovani in senso positivo, di giovani coinvolti in iniziative? Mi fa molto piacere poter mettere in rilevanza il giovane non solo come, diciamo, un problema, un caso negativo, ma vedere tanti giovani, soprattutto in questo progetto, riuniti per uno scopo positivo. Finalmente non si parla solo di giovani come un problema, qualcosa da risolvere, una lamentela, ma qualcosa di positivo, qualcosa che può rendere la città migliore. Oltre a noi ragazzi si miglioreranno anche gli spazi, si andranno in posti in cui prima erano frequentati da persone, diciamo, con un altro tipo di vita diversa dalla nostra, e adesso andremo a mettere insieme queste due cose. Mi fa piacere. Sì. Che effetto e che importanza ha un progetto come questo per voi? È molto importante poter far mettere in luce i ragazzi, i loro bisogni e l'essere ascoltati, che è quello che manca. Molti ragazzi ormai si sentono, diciamo, messi in secondo posto dall'adulto. Vedono l'adulto solo come un pericolo, qualcosa da cui stare distanti. Le forze dell'ordine non sono più qualcosa che ci fa sentire protetti, ma qualcosa da cui stare distanti. Invece qui possiamo mettere in luce proprio tutto questo. Ragazzi che, diciamo, ci siamo, tra ragazzi e tra adulti. Non è organizzato solo da noi ragazzi, ma anche dagli adulti. È bello proprio questo del progetto. Ecco, questo è molto bello perché lo ricordiamo. Lo sanno tutti, ma lo ricordiamo, i giovani sono poi il nostro futuro, quindi è a loro che dovremo, insomma, dare più chance, più iniziative, coinvolgerli in tutto. Io volevo chiedere a Ivano, che dovrebbe, eccolo qui, lo vedo qui con noi, insomma, lei è il coordinatore del progetto Giovani a Treviso, che è un progetto permanente, che c'è sempre. Quanti giovani arrivano, vengono da voi, vi domandano, vi fanno domande, richieste? Beh, c'è una variabilità di giovani importante, no, che accedono al nostro progetto secondo anche delle varie microprogettualità, dalle sale prove a momenti di aggregazione durante la settimana, al progetto Libera Creatività che vedrà fra qualche settimana, il 4-5 luglio, anche il momento finale di evento, di festival, di attività organizzate con gruppi di giovani. E sono centinaia i giovani che afferiscono ai nostri laboratori, le nostre iniziative, con un'ottica però di partecipazione, di co-costruzione. Quindi far parte anche di questo specifico progetto Giovani in Centro, che ha un finanziamento dell'impresa con i bambini, permette di rafforzare proprio questa possibilità che i giovani possano esprimere i propri talenti e le proprie competenze, che queste siano riconosciute e raccontate, perché il contesto, come diceva prima Alessandra, accennava Marco, è quello di dare anche un palcoscenico ai giovani, che sono la maggior parte, che hanno il nostro futuro, che hanno tutta una serie di competenze, di talenti, di espressività da dimostrare alla comunità, e farlo insieme alla comunità adulta, tant'è che è importante la relazione con diversi genitori coinvolti in questo progetto, e anche alcuni commercianti che in qualche modo in questi anni si sono sentiti magari un po' in difficoltà nella relazione con certe tipologie di giovani, ma che si sono dimostrati disponibili a mettersi in gioco e anche a raccontarsi, per portare anche il loro contributo in termini di cambiamento di quello che è la vita all'interno della nostra città. Marco, prima ci dicevi i giovani devono essere ascoltati. Come si è sviluppato poi questo progetto? Avete ovviamente ascoltato i giovani, avete cercato di capire quali erano le loro esigenze? Sì. No, dal punto di vista organizzativo il progetto ha avuto tutta una fase di carburazione, possiamo dire importante, nel senso che abbiamo realizzato prima dei focus group
quindi proprio dei gruppi di ascolto dei giovani che ha gestito l'ULSS 2, l'azienda sanitaria, nel quale sono immerse tutte le esigenze dei ragazzi. Poi i ragazzi stessi hanno fatto dei questionari per capire un po', hanno fatto un'indagine per capire quali sono i tipi di attività che gli piacerebbe fare nel contesto del centro storico. Okay? Dopodiché è partito questo tavolo di coprogettazione tra adulti e minori, no? Ma la cosa interessante è che sono stati formati sia i genitori che i ragazzi contemporaneamente, con due percorsi all'inizio paralleli, e poi si sono incontrati insieme nel tavolo, perché anche qui, quando si parla di dialogo intergenerazionale, mettere insieme giovani e adulti, la relazione non è paritaria, purtroppo, perché gli adulti hanno più, Certo. giustamente, hanno più competenze, hanno più esperienza, eccetera. E quindi mettere un ragazzo allo sbaraglio in un dialogo, in un contesto con gli adulti, non è la cosa ottimale. Invece con un'adeguata preparazione, sia degli adulti all'ascolto e dei ragazzi alla relazione con l'adulto, abbiamo cercato di avere questo tavolo, insomma, che ha lavorato insieme, ha pensato un evento insieme tra giovani e adulti. Ecco, fra i giovani che cosa è emerso maggiormente? Di che cosa c'è bisogno di più? C'è bisogno di comunicazione. C'è proprio visto, come ha detto Marco, le due generazioni. La generazione, diciamo, più vecchia degli adulti, che diceva io vedo questo in voi e voi cosa vedete? C'è stato proprio questo confronto, questo dialogo che a volte anche proprio all'interno della propria famiglia non viene fatto, ed è stato grazie a questo che abbiamo potuto mettere insieme le idee, mettere più che solo dall'immaginazione, mettere i fatti, dalla visione di noi ragazzi alla visione degli adulti. E sono molto contenta che siamo arrivati fino a qui. E che cosa è emerso? Qual è una delle esigenze che di più è emerso fra i giovani? Allora, il comunicare, quindi maggiore comunicazione? E l'inclusione nella società, l'inclusione nel anche diffondere i servizi che ci sono, perché ci sono molti servizi per noi giovani, ma non li conosciamo. Grazie anche ad altri membri di questo progetto abbiamo creato anche una pagina su Instagram per diffondere, per divulgare, per parlare. Siamo qui e ci sono i progetti. Ivano, sentir parlare, insomma, Alessandra, insomma, ha parlato di temi importanti, di temi cardine, la comunicazione, l'inclusione, insomma, è bello sentire parlare i giovani, giovanissimi poi. Insomma, tu che sei a contatto poi proprio con i ragazzi. Sì, è veramente molto appagante, diciamo, anche perché la presenza di Alessandra, come gli altri ragazzi che hanno fatto parte del tavolo, è fondamentale affinché le iniziative, i progetti per i giovani non siano calati dall'alto, ma siano costruiti con loro e anche poi promossi attraverso loro. Loro hanno avuto un ruolo in questi giorni, tra l'altro impagabile, di promozione attraverso i loro contatti più informali o formali. Quindi l'energia e la loro competenza nel portare, divulgare questa iniziativa, questa opportunità, che non è solo per loro, che magari saranno un po' più protagonisti in quanto la vivono più attivamente, ma anche per tutta la comunità e tutti i loro pari, è stata decisamente fondamentale. Quindi come educatore sentire le parole di Alessandra non può insomma che farmi piacere, ma può far piacere a qualunque adulto di questa città, insomma. Ti avevo chiesto prima magari quanti giovani partecipano al progetto Giovani di Treviso, più o meno? Allora, abbiamo appunto, ci sono diverse tipologie, però in totale sono circa più di 1 migliaio. Chiaramente c'è la parte più attiva, che magari è quella che partecipa e promuove iniziative all'interno dei laboratori, dei gruppi, delle sale prove, del bando Libera Creatività, che sono qualche centinaio di ragazzi, e poi tutta una serie di ragazzi che magari più fruiscono di quello che viene organizzato insieme con questi gruppi, questi ragazzi che sono insomma centinaia di ragazzi, sia del comune di Treviso ma anche da fuori comune, perché Treviso capoluogo, chiaramente avendo anche tutti gli istituti superiori, è un riferimento per insomma non dico per tutta la provincia, ma per gran parte dei comuni limitrofi. Ecco, poi ho anche un'altra domanda per te, però volevo chiederti, insomma, come si sposa il progetto Giovani, il progetto Giovani in Centro?
come si sposano questi due? No, infatti la cosa importante è che per fare una progettualità di questo tipo ci vuole uno sviluppo di rete, no? Quindi io in effetti qui rappresento Volontari Insieme, che è l'ente che coordina le associazioni di volontariato della provincia, che è capofila del progetto. Dopodiché c'è una rete, come dicevo, con l'azienda sanitaria, il centro della famiglia, l'Istituto Veneto di terapia familiare, le scuole, gli enti del terzo settore, i commercianti, la WISP, perché la WISP si occupa delle attività sportive, perché abbiamo deciso di avere un approccio integrale, no, alla sfida, altrimenti meno di questo è difficile, no, per poter realizzare qualcosa di concreto, e anche in questo modo riusciamo a intercettare e a rispondere a diverse esigenze dei ragazzi, l'ambito artistico espressivo, l'ambito sportivo, l'ambito socioambientale, ecco, e in questo modo riusciamo a fare una proposta attrattiva. Ecco, e da tutto questo è nato, cioè c'è stato un finale con un progetto importante. Sì, questo evento che faremo sabato, quindi siamo qua anche apposta per promuoverlo, Quindi sabato 14 giugno. Sì. Perfetto. Sarà un evento molto particolare che vuole proprio per la prima volta contemporaneamente, diciamo, in città i ragazzi avranno accesso a diversi spazi per poter fare attività che piacciono ai ragazzi, quindi sono le attività quelle che noi chiamiamo destrutturate o attività urbane, quindi ci saranno dai graffiti, murales, il frisbee, il break dance, hip hop. Utilizzeremo soprattutto i bastioni di San Marco, la piazza Borsa, e ringraziamo anche il liceo Canova che ci mette a disposizione delle aule per fare dei workshop, ecco, e ci saranno diversi momenti, ma Alessandra vi descrive meglio come funziona l'evento. Treviso, in mano ai giovani. Allora, la giornata comincerà con una registrazione, un meeting sui bastioni di San Marco alle 11:45 per poi proseguire con questo pranzo comunitario. Tutti i ragazzi iscrivendosi al link che abbiamo fatto circolare su tutti... Vogliamo ricordarlo, te lo ricordi? Il link? Lo trovate sul profilo. Profilo, ok. Giovani in centro, trattino in basso, Treviso. Perfetto. È obbligatorio l'iscrizione. Ok. E faranno di questi workshop che si svolgeranno in due parti. Prima ci sarà la parte di learn, quindi la spiegazione, e poi l'act, che metteranno in pratica questo laboratorio, che potranno scegliere loro iscrivendosi. Ci saranno varie aree, quella sociale, quella artistica e quella sportiva, per poi finire la giornata in piazza Borsa con DJ set e delle live band, accompagnate da 2 food truck, Osteria Canova e Tokai. Insomma, una giornata di festa, ma non solo, perché insomma Treviso torna finalmente in mano ai giovani. Assolutamente sì, ci proviamo, diciamo, vorrebbe essere anche una prima edizione, insomma vedremo, poi faremo una valutazione con l'amministrazione, col progetto Giovani, per eventualmente riproporlo, però sicuramente è un modo per far vedere ai ragazzi, insomma, che alcuni spazi possono essere utilizzati in una maniera alternativa, attenta ai loro bisogni. Segnalo anche i giardini di Sant'Andrea, dove per esempio si farà del parkour, è una zona che il Comune sta particolarmente riqualificando anche con dei progetti specifici, e quindi abbiamo fatto anche un'alleanza con la parte sportiva per fare delle attività lì. Ivano, avevamo parlato prima di giovani, mi ha parlato di questa iniziativa che è importante, di cui voglio continuare a parlare, perché insomma ai giovani l'invito è di iscriversi e far parte insomma di questo progetto, perché è bellissimo. Fra l'altro vedete davvero a Treviso di tutto, lo diceva prima lei, insomma, dallo sport alla creatività, alle cose artistiche, quindi è importante la cultura, l'ambiente, insomma si toccheranno vari settori, quindi ognuno potrà trovare, insomma, ritagliarsi il suo angolo preferito. Secondo te sono cambiati i giovani o c'è qualcosa che magari si poteva fare di più? Ma prima del collegamento riflettevo che negli anni 80 e 90 gli assessorati spesso si chiamavano assessorati al disagio giovanile, adesso si chiamano le politiche giovanili. Io penso che la dimensione di fragilità e di difficoltà che l'adolescenza o il giovane adulto nella costruzione del proprio progetto di vita affronta in questa fase evolutiva è in qualche modo storica, storicizzata, ciclica, naturale, evolutiva, e
e quindi dal mio punto di vista è importante mantenere l'attenzione, la disponibilità e quell'ascolto come parte adulta di una parte della cittadinanza, di questi cittadini, che siano bambini, adolescenti, che deve emergere nelle sue potenzialità, nei suoi talenti, e deve misurarsi con la parte adulta. Quindi io penso che un po' tutta la società è cambiata, ma dal punto di vista evolutivo i nodi sono sempre gli stessi, quindi anche noi come adulti non dobbiamo dimenticarlo, non dobbiamo nasconderci rispetto a quelle che sono le nostre responsabilità. Questo progetto continui. Prego Daniela, ho perso parte della domanda. È importante che questo progetto che è iniziato continui. Certo, ed è proprio per questo che partner di questa cordata, attraverso la cooperativa LAS, che ne è ente gestore, e l'amministrazione comunale, c'è il progetto Giovani. Progetto Giovani che oltre ad avere degli spazi ha appunto delle risorse educative per facilitare e accogliere e in prospettiva anche sviluppare ciò che emergerà anche da questa progettualità. Insomma, quindi ecco, sicuramente in termini futuri noi come Progetto Giovani possiamo prenderci in carico, diciamo, quello che sta nascendo, quello che sta emergendo, che stiamo già vedendo all'interno di Giovani in Centro, insomma. Io devo fermarmi solo un attimino, perché ho visto prima in collegamento con noi Ilaria Marchiori da Piazza San Marco a Venezia. C'è ancora? Vediamo se ce l'abbiamo. Eccola qui, Ilaria, buongiorno. Sì. Perché ci sono i nuovi banchetti degli ambulanti, giusto Ilaria? Sì, eccoci qui Daniela, buongiorno, siamo qui, vi abbiamo aspettati proprio per avere la linea, perché oggi è una giornata di festa, come l'ha definita poco fa proprio l'assessore al commercio del Comune di Venezia Sebastiano Costalonga, perché sono arrivati gli ultimi di questi 35 nuovi banchetti che ora Sandro Ponghio con la telecamera vi farà vedere qui in Piazza San Marco. Che cosa hanno di diverso e soprattutto di speciale, assessore? Beh, veramente oggi è una bella storia, è la conclusione di un lavoro fatto 1 anno e mezzo fa, dove abbiamo presentato il banco tipo, un banco che diciamo strutturalmente è fatto in maniera tale perché per evitare di mettere la merce alla rinfusa e quindi tenere un aspetto molto decoroso della piazza, che deve essere, e quindi l'esposizione della merce viene fatta in maniera molto corretta, senza espositori inventati, pezzi che si allungavano. E quindi anche per dare, diciamo, un duro colpo a quella che è la concorrenza sleale. Sleale, che portava anche a litigi continui tra i vari operatori, quindi abbiamo ricompattato anche la famiglia degli operatori di Piazza San Marco, che ricordo che sono tutti veneziani da generazioni. In più la tenda bellissima che abbiamo appunto, che è in linea con gli ombrelloni della piazza, che serve anche per coprire diciamo gli operatori sotto il sole, perché ricordiamo che queste persone lavorano sotto il sole e sotto la pioggia tutti i giorni. E in più la classica modo di continuare a impilare, diciamo, cappelli o altro verso l'alto, con questa tenda non si potrà più fare. Quindi insomma la sovrintendenza, che ci ha aiutato diciamo, nel lavoro di costruzione di questo nuovo banco, sicuramente ha fatto valere, insomma, il loro saper fare. Vediamo, insomma, che c'è un aspetto molto decoroso e la piazza sicuramente è migliorata. Ecco, e quindi da oggi, insomma, anche da questo punto di vista l'aspetto della piazza sarà appunto più decoroso. Tra l'altro un ultimo dettaglio: sono stati realizzati completamente con tutti i materiali proprio qui a Venezia in città, quindi proprio made in Venice proprio. Realizzate a Murano e quindi, diciamo, continuiamo a lavorare per la città. E soprattutto abbiamo dato quella tranquillità agli operatori che operavano qui in Piazza San Marco, perché io ricordo negli anni passati queste persone si sono incatenate, si sono fatto sciopero della fame. Ricordo nel periodo delle giunte Cacciari che veramente rischiavano di sparire, di essere tolte dalla piazza, e quindi ho visto veramente commozione, gente commuoversi ed abbracciarmi per aver realizzato insieme con il nostro sindaco un semplice banco, però erano 50 anni che si aspettavano una situazione del genere, quindi siamo felici.
Bene, grazie all'assessore Sebastiano Costalonga, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, grazie anche al tuo ospite. Noi torniamo a parlare di giovani e parliamo anche di un'iniziativa che è iniziata durante questo progetto che era relativa ad un camper che girava in alcune zone. Sì, è stata un'esperienza pilota, diciamo, perché il progetto coinvolge anche le scuole, le associazioni, che sono comunque contesti, possiamo dire, formali di apprendimento, no? Invece c'è tutta una fascia di ragazzi, diciamo, che vivono nell'ambito informale, che li vediamo anche che stazionano, che girano per il centro, che sono più difficili da raggiungere, diciamo, immediatamente, quindi ci voleva un centro di ascolto mobile, operativo, diciamo, direttamente sulla strada. Ci abbiamo ragionato un po' insieme, poi ringrazio ovviamente la WISP e i nostri operatori dell'ULS 2 che si sono messi a disposizione, hanno fatto diverse uscite, anche dobbiamo ringraziare il comandante e la polizia che ci hanno permesso di poter girare in sicurezza e quindi hanno operato, diciamo, soprattutto nella stazione delle Corriere e nel retro di Piazza Borsa, che sono due dei luoghi più significativi, diciamo, connotati in particolare per il disagio giovanile. Quindi camper che girava, che ascoltava i giovani, li attirava e li coinvolgeva. Assolutamente sì, e lo vedrete questo sabato in Piazza Borsa alla stazione delle Corriere. Quindi prima di chiudere questo collegamento, ricordiamo sabato 14, vuoi dirlo tu? Sabato 14? 14 giugno, evento Giovani in Centro, partiamo a mezzogiorno col pranzo comunitario, dalle 2:30 i workshop e poi dalle 6 tutti in piazza per festeggiare insieme l'impegno dei ragazzi. Alessandro, un appello ai giovani che si iscrivano. Iscrivetevi, dimostriamo agli adulti che non siamo solo un problema, ma siamo una risorsa, ecco. Grazie davvero. Allora, grazie intanto a Ivano Curtolo che è collegato con noi, lo ringraziamo. Grazie davvero a Marco Provenzale che è il coordinatore del progetto. Grazie davvero ad Alessandra. Poi ovviamente li faremo tornare qua in studio perché vorremmo sapere com'è andato questa giornata, qual è stato il bilancio di questa giornata di grande festa a Treviso. Quindi la città che torna in mano ai giovani. Grazie davvero, pubblicità, poi torniamo in studio e ovviamente parleremo degli alpini. Siamo tornati in studio, l'avevamo anticipato prima, ora parliamo di alpini, parliamo della Triveneta. Vedo già sul nostro schermo il nostro Lucio Zanato insieme alla nostra Nicoletta Rizzetto. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo nella zona quartiere di Lourdes a Conegliano e siamo per la quarta medaglia d'oro di cui si fregia la sezione. Quarta medaglia d'oro dedicata a Piero Maset, sono con il capogruppo Alberto Segato. Capogruppo, chi era Piero Maset? Pietro Maset è una figura emblematica, diciamo, per il nostro territorio. Ha combattuto in Grecia, ha combattuto in Albania, poi ha fatto la campagna di Russia, tristemente nota per tutti i motivi che noi sappiamo. Dopo l'8 settembre del 1943 è entrato in clandestinità, diciamo, e ha fondato poi la Brigata Osoppo, di cui appunto è stato uno dei fondatori. Quindi possiamo dire alpino e partigiano. Alpino e partigiano, esattamente. Proprio quest'anno ricordo che sono decorsi gli 80 anni dalla data della sua morte, che è esattamente il 12 aprile del 45. Ecco, torniamo a parlare invece del vostro gruppo che si fregia di questa medaglia d'oro. Per voi è una cosa molto importante, un emblema. Voi, la vostra attività, ad esempio all'interno del comune di Conegliano, della vostra comunità, come la svolgete? Allora, noi, intanto c'è una bella sinergia col comune di Conegliano, devo dire, che ci supporta sempre e noi supportiamo loro ovviamente. E ad esempio teniamo puliti gli argini del Monticano in questa zona, nella zona di nostra competenza che è qui vicino. Poi ad esempio abbiamo insieme con il gruppo di Ogliano qualche anno fa abbiamo inaugurato il sentiero della Porta del Soccorso che parte da Via dei Pascoli e corre proprio fin dietro le mura del castello di Conegliano, e siamo tenuti appunto con una convenzione con il comune di Conegliano a fare la pulizia, diciamo, di questo sentiero, oltre che poi magari nei periodi natalizi fare la visita agli anziani, che ne so, all'Opera Immacolata di Lourdes, perché insomma è giusto avere un occhio di riguardo anche per gli anziani, diciamo. Ecco, allora entriamo con Nicoletta. Vuoi passare avanti, Nicoletta, che così facciamo vedere la sede? Questa è la vostra sede.
Capogruppo, qui però non ci siete solo voi perché ha invitato i gruppi fratelli. Abbiamo invitato anche altri gruppi, c'è il gruppo di Ogliano, il gruppo di San Fior, Corbanese, San Venemiano, esatto, e di Ogliano appunto. Il nostro gruppo è composto da circa 260 soci tra alpini aggregati e amici. Qui approfitto per dire che domenica ospiteremo un pranzo con più o meno 270 commensali. Che saranno tutti alpini che vengono, mi pare, da Padova? Alpini che vengono dalla provincia di Padova, nello specifico dalla città di Cittadella. Poi ci sarà presente anche il gruppo di Santa Lucia con qualche partecipante, credo, e dopo approfitto per dire che ci sarà anche il coro Bedeschi, di cui mi onoro di fare parte. Ecco, Coro Bedeschi, di cui parleremo dopo, perché Coro Bedeschi lo sentiremo anche in diretta. Allora, come sempre andiamo a incontrare i vari gruppi, però prima facciamo un aggiornamento. Non so se avete visto, abbiamo il sindaco, quindi sentiremo l'aggiornamento per la città, però abbiamo anche Alessandro Cenedese, sentiremo invece l'aggiornamento logistico degli alpini. Cominciamo col sindaco, per ovviamente grado. Sindaco, che novità ci sono? C'è un'ordinanza che i cittadini devono leggere? Ma assolutamente sì, innanzitutto ringrazio gli alpini perché come sempre sono stati splendidi, sono riusciti a distribuire tutta la parte centrale, anche in via Lourdes dove partirà l'ammassamento e la sfilata, sono riusciti a distribuire tutte le indicazioni della viabilità e dei parcheggi, però per chi non le ha ricevute ovviamente non era possibile per tutti i 17 comuni e per tutto il Triveneto che verrà a Conegliano. L'invito a visitare il sito e leggere l'ordinanza dove c'è la viabilità per questi giorni e le indicazioni di dove parcheggiare. È stato un percorso lungo, difficile, ma gli alpini anche in questo si sono dimostrati eccezionali, sono riusciti a fare veramente un'organizzazione capillare. Ecco, parlando di logistica, Alessandro Cenedese, come sta andando? Le brandine sono arrivate? Questa mattina abbiamo iniziato a allestire le palestre, ho distribuito le brandine a chi è incaricato per allestire queste palestre. La palestra Mazzini è già completata, abbiamo finito a mezzogiorno, pomeriggio ce ne sono altre 2 da sistemare, comunque stiamo andando avanti molto bene. Il ruolino di marcia, insomma, stiamo tenendo il passo? Sì, stiamo tenendo il passo. La cosa che voglio dire è che chi arriva da fuori seguire le indicazioni, perché abbiamo tabellato tutte le strade con le indicazioni, di seguire le indicazioni per non evitare ingorghi, insomma. Se seguono le indicazioni vedrete che andrà tutto a posto. Ecco, però noi adesso chiedo al nostro regista Antonio Esposito di far vedere un RVM che abbiamo girato ieri sera al buio, perché ieri sera è arrivata una roba importante per la città che rimarrà anche dopo la Triveneta. Certo, ieri sera sono andato a prendere le 2 aquile che vanno montate sui pennoni e le ho recuperate ieri sera e stamattina alle 7 avevamo già la piattaforma pronta per installare le aquile. Quella famosa piattaforma che non si trovava perché i pennoni sono abbastanza alti. Sono 24 metri, pertanto ci voleva una piattaforma per andare in sicurezza che andasse almeno 30 metri e comunque l'abbiamo trovata, sono state installate e lì adesso sono lì che si possono vedere. Possiamo dire anche che comunque c'era anche la collaborazione, se serviva, dei vigili del fuoco. Abbiamo avuto anche la collaborazione dei vigili del fuoco che ci hanno dato la loro disponibilità, comunque ormai avevamo trovato un'altra cesta e siamo fatto con quella. Comunque fa piacere sapere. Ringrazio anche i vigili del fuoco che si sono adoperati per essere disponibili. Ecco, quindi questo è l'aggiornamento oggi. Naturalmente poi noi faremo un servizio venerdì di presentazione con tutto quello che ne consegue, ma torniamo a parlare dei gruppi. I gruppi che sono qui, che sono i gruppi che, diciamo così, fanno parte dell'area, della sezione appunto di Conegliano. E allora comincerei con il gruppo città, perché è un altro dei gruppi che proprio sono cittadini. Per il gruppo città, intanto chi parla? Il suo nome, il suo cognome, si presenti, come si diceva una volta. Alpino Rino Furlan, del gruppo città. Bene, Rino Furlan, voi avete delle attività costanti con la comunità e con Conegliano, quale particolare? Sì, il gruppo città si onora e si adopera per
tenere aperta la chiesetta della Madonna della Neve, sulla calle della Madonna della Neve, che è un percorso cittadino, pedonale, che parte dal centro città e arriva al castello di Conegliano. Quindi una bella passeggiata per tanti che magari vogliono venire a Conegliano a farsi una passeggiata, magari dopo la Triveneta e magari anche un altro giorno. Sicuramente teniamo aperta la domenica volutamente per queste passeggiate, teniamo pulite le mura della città e non ultimo il gruppo città collabora con la nostra famiglia per una marcia eccezionale che si fa il 1° maggio, denominata la Marcia del Sorriso. Poi ci sono anche altre attività, per esempio sponsorizziamo una piccola squadra di giovani allievi di San Martino che non da poco, per 3 anni consecutivi vincono la Coppa Disciplina, quindi un accenno, un aiuto per fare bene. Ecco, Alessandro Cenedese vi ha messo sotto per questa Triveneta? Giustamente bisogna collaborare, in tutti collaboriamo e facciamo tante cose. E quindi quando verrete a Conegliano, troverete qualche alpino che vi darà le indicazioni per il parcheggio, per la viabilità eccetera, pensate a questi alpini, perché sono tutti quanti cooptati da Alessandro Cenedese proprio per fare in modo che sia perfetta questa Triveneta nella logistica, nello sfilamento e soprattutto nel divertimento a stare assieme. Abbiamo ancora un po' di spazio, andiamo a sentire invece il gruppo di San Fior, perché San Fior invece ha anche lui le sue attività, ce n'è una in particolare. Sì, abbiamo dato una mano sicuramente per gestire qua il Triveneto, abbiamo messo fuori i cartelloni, abbiamo messo fuori delle bandiere, poi abbiamo fatto altre cose che ci avevano chiesto di fare. Ecco, e invece nell'attività comune? Nell'attività comune noi abbiamo a San Fior, abbiamo messo a posto la chiesetta là di San Bernardino, poi abbiamo fatto dei lavori che ci hanno chiesto il comune. E poi diamo una mano all'associazione Fiorot quando fanno la maratonina e poi sono diverse altre cose che facciamo. Ecco, questo per dirvi 2 dei tanti gruppi che sono qui presenti. La presenza alpina qui è fondamentale per le comunità. Il sindaco, come tutti i sindaci, continuano a raccontare quanto siano importanti gli alpini per le comunità, per le nostre comunità. Io direi che per il momento comunque da Conegliano è tutto, ti restituisco la linea. Ricordo questa sera un altro appuntamento nel telegiornale dove racconteremo non solo l'attività di questo gruppo e di questi gruppi, ma racconteremo anche Vittorio Veneto, che ha una particolarità, cioè ha la sede nella stazione dei treni e fa anche presidio di sicurezza. Però questo lo racconteremo stasera. A te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato, Nicoletta Rizzetto, e grazie anche e soprattutto agli alpini, e noi continuiamo a parlare ovviamente degli alpini perché c'è grande attesa anche per gli alpini della Monte Grappa che arriveranno a migliaia a Conegliano per la Donata Triveneta. Ne abbiamo parlato con il presidente della sezione Giuseppe Rugolo. Manca davvero pochissimo alla Donata Triveneta, raduno del terzo raggruppamento di Conegliano. Continua il nostro viaggio di avvicinamento verso questo importante evento. Gli alpini hanno ancora nel cuore, negli occhi Biella, naturalmente la gloriosa Donata di Vicenza dell'anno scorso, ma quella di Conegliano ha un aspetto tutto particolare, ha un sapore davvero particolare per gli alpini. Quando si parla di alpini non si può non citare il ponte di Bassano che porta il loro nome, la sezione ANA Monte Grappa. Siamo col presidente Giuseppe Rugolo che ci racconta come vi state preparando. Ci stiamo preparando come al solito, perciò bene. Gli alpini sono pronti per invadere pacificamente Conegliano. Sarà un grande raduno del terzo raggruppamento, detto anche del Triveneto, e sono sicuro che domenica saremo veramente in tanti a rendere onore a questa città che lo merita. Avete molti impegni quest'anno, si torna anche sul Tomba per alcuni appuntamenti che sono davvero diventati tradizione. Qui a Bassano c'è la consegna del cappello alpino,
l'Ortigara è a 2 passi, il Grappa è a 2 passi, diventa una sorta di epicentro non solo di appuntamenti ma di valori alpini a questo punto. Ma certamente, spoglio da qualsiasi presunzione, Bassano non per niente è definita un po' la piccola capitale degli alpini per antonomasia. Ha citato il Tomba, siamo la prima domenica di settembre, che è una cerimonia a carattere nazionale. Poi ricordo che la domenica dopo saremo a Malo, ospiti del gruppo di Malo, per celebrare il raduno delle sezioni vicentine, e poi per noi di Bassano domenica dopo saremo a Tezze su Brenta per la nostra sezionale, sicché si può dire sarà proprio veramente un settembre di fuoco. Però prima ci saranno tutte quante le altre cerimonie che determinano ogni anno il calendario della sezione Montegrappa e non solo, e come sempre gli alpini di Bassano ci saranno. Presidente, lei ha citato molti appuntamenti nei prossimi mesi. Ogni anno tutti dicono gli alpini sono sempre meno, chissà dove si andrà a finire, eppure abbiamo visto una donata a Vicenza che con lo sfilamento che è finito alle 10 di sera. A Biella non finivano più di sfilare gli alpini. Voi avete tantissimi eventi che portano migliaia di alpini. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire resilienza, vuol dire determinazione, vuol dire vicinanza ai nostri valori, alla nostra storia, al nostro territorio. Vuol dire che, sia pur magari con qualche acciacco in più e qualche primavera in più, gli alpini ci sono, gli alpini resistono, gli alpini vogliono dimostrare che con buona volontà e con determinazione si può fare ancora la differenza, e lo dimostrano con tutto quello che fanno. Con queste parole noi ringraziamo Giuseppe Rugolo, presidente della sezione ANA Montegrappa, per la sua disponibilità. Buona donata a questo punto. Grazie, e appuntamento a Conegliano a domenica prossima, dove io presumo che la sezione Montegrappa sarà veramente in grande forma, e stimiamo in circa 1500-1600 uomini della sezione Montegrappa a rendere onore al Labaro nazionale. E dopo la sezione Montegrappa ci spostiamo a Belluno, anche loro pronti per arrivare a Conegliano. Memori dell'esperienza in casa di 2 anni fa lanciano un pronostico sulle presenze nella città del Cima. Se a Belluno siamo riusciti ad avere 40.000 persone, Conegliano, secondo la nostra valutazione, raddoppierà senz'altro. Si annuncia un raduno che farà storia, quello del centenario per gli alpini di Conegliano. E la sezione di Belluno con Feltre e la Cadore si stanno preparando per la 3 giorni dedicata al terzo raggruppamento. So che gli alpini è da tempo che si stanno organizzando, noi abbiamo suggerito eventualmente di utilizzare il treno per comodità e per semplicità anche di arrivare in centro senza problemi di parcheggio. Da Lagordino, che sono più scomodi, sappiamo che scenderanno dei pullman, e quindi penso che sarà una grande affluenza sia del sabato ma soprattutto la domenica. Previsti camper ma anche tende nel più tipico stile alpino, non solo in città ma anche nei comuni limitrofi, per una grande festa che vuole coinvolgere soprattutto i giovani, per infondere quei valori di solidarietà e di servizio alle comunità tipici delle Penne Nere. Perché è occasione di ritrovo, di amicizie, soprattutto adesso dove stiamo lavorando parecchio con i giovani per coinvolgerli in quelle che sono le esperienze nostre, ma soprattutto per tramandare quello che sono i valori fondamentali che ci spingono ad andare sempre avanti. Quest'anno con un'occasione in più, a Belluno torna il campo scuola. Si svolgerà nella località Valmorel, in comune di Limana, e ci saranno 30 partecipanti. Andremo a vedere il Vajont, andremo a vedere la caserma Salsa, andremo a vedere la caserma dei Vigili del Fuoco e il Museo del Settimo. Oltre a questo ci sarà la partecipazione di tutte le nostre squadre di protezione civile, che potranno spiegare cosa fanno, come lo fanno, e magari coinvolgere anche i ragazzi in queste iniziative. E come avete sentito dalle Triveneto, ovviamente si stanno mobilitando le Penne Nere e gli alpini per raggiungere la città del Cima, la città di Conegliano, per la grande festa di domenica. E verso la dunata triveneta degli alpini anche Parè, terza medaglia d'oro al valor militare sul labaro sezionale degli alpini di Conegliano. La macchina della sicurezza è stata messa in piedi in maniera esemplare, però ricordo a tutti che è una festa degli alpini con la loro storia e la loro tradizione, per cui invitiamo tutti a venire a Conegliano, saranno ben accolti. Invitiamo a stare a casa tutti coloro che pensano di venire all'Oktoberfest o alla festa della birra, perché non è questo lo spirito con cui bisogna avvicinarsi a questa Triveneta. Chiaro il messaggio verso chi pensa di venire a Conegliano come se andasse all'Ombralonga.
Festa sì, ma nelle regole alpine, che quotidianamente dimostrano le penne nere nelle attività dei gruppi, che conquistano non solo i cittadini, ma anche gli amministratori, come nel caso dell'assessore Brugioni, che si è iscritta al gruppo di Parè. Mi hanno invitato ad essere giuria di un concorso per le scuole e lì mi hanno conquistato con la pasta asciutta, ma la pasta asciutta in una convivialità e quindi trovi persone che ti sorridono e ti vogliono accanto a loro, quindi mi voglio rendere utile. Il concorso è legato a questo disegno, ma soprattutto alla solidarietà concreta di questi alpini verso le scuole del quartiere. Devolviamo ogni anno una cifra per materiale, libri, quaderni e cose, perciò tutto materiale che serve per i bambini, per la scuola. Gruppo che si distingue per 3 nomi con relative storie alpine. La prima è una delle 4 medaglie d'oro della sezione di Conegliano che il gruppo ha adottato. Luigi Spelanzon, alpino caduto in Africa, al quale è dedicato il viale principale d'entrata a sud della città. La seconda è quella del fondatore del gruppo nel 1973, Giovanni Zanella, con il figlio che ora ne è l'alfiere. Lui si disfava per gli alpini praticamente. Poi ho fatto l'alpino anch'io e quindi sono stato molto contento, insomma. Portando i valori di suo papà. Sì. Esatto. La terza è quella di Monsignor Fausto Scapin, che volle fortemente la sede del gruppo nell'ex canonica e un monumento agli alpini a fianco della chiesa, perché diceva, essere alpini è un po' come essere missionari. Possiamo dire che gli alpini incarnano per certi versi i dettami del Vangelo? Certamente, quello che è l'amore per il prossimo, il rispetto per la natura e anche proprio la dedizione fino a mettere gli altri prima di se stessi, quindi sì, incarnano sicuramente i valori evangelici. E anche gli alpini di Gorizia in marcia verso Conegliano, ce ne parla il nostro, e lo vedo già sullo schermo, il nostro Omar Costantini. Omar, buongiorno. Sì, buongiorno dalla sezione di Gorizia e subito perché il tempo è tiranno con il presidente Paolo Verdoliva per dire che tantissime penne nere goriziane già pronte, anzi possiamo dire già in marcia verso Conegliano perché sarà una Triveneta 2025 come tutti gli incontri alpini speciali e unici nel suo genere. Sarà un grande raduno perché oltre ad essere il raduno del terzo raggruppamento Triveneto, a Conegliano festeggeremo anche i 100 anni di fondazione della sezione alpini Conegliano. Noi abbiamo un rapporto speciale con la sezione Conegliano. Conegliano è custode del gruppo Conegliano che oggi fa parte del terzo reggimento artiglieria terrestre della montagna che è a Remanzacco, ma Gorizia è stata sede del comando del gruppo Udine del terzo reggimento artiglieria alpina dal 1926 al 1943, quindi per noi è un motivo di orgoglio e soprattutto quando andiamo a Conegliano andiamo sempre con grandi ricordi e grandi rapporti di amicizia. E poi Presidente concludiamo, ricordiamo anche che ci sarà il passaggio della Stecca, Gemona 2026 e tutte le 8 sezioni del Friuli Venezia Giulia impegnate per aiutare Gemona e dintorni. Sicuramente sì, la sezione di Gemona siamo riusciti a portare al raduno del terzo raggruppamento Triveneto a Gemona il prossimo anno, perché ci sarà anche la ricorrenza dei 50 anni del terremoto, 1976-2026, quindi sarà un altro momento di grande commozione e soprattutto in una terra di alpini come Gemona e il Friuli, dove verranno tanti alpini, soprattutto quelli che hanno fatto parte dei cantieri di lavoro. Grazie al Presidente Paolo Verdoliva e da Gorizia è tutto, a voi Treviso. Grazie davvero Omar Costantini, grazie per questo collegamento. Insomma, tutto pronto per la grande festa delle penne nere che noi ovviamente continueremo a seguire. Siamo arrivati al termine, ringrazio davvero Tony Esposito e Tommaso Migot per la regia fin qua e a me non rimane che salutarvi, darvi appuntamento per la prima edizione per domani. Grazie davvero, arrivederci.